anche in assenza di sintomatologie particolari. Di problemi. Ecco, così come diciamo in assenza di sintomi particolari, sostanzialmente verso i 40 anni inizia la difficoltà visiva legata all'età, per cui da vicino si vede... Sì, infatti ho cominciato sui 45, 46 a dire mi si sta allungando la mano. Esatto. Poi non avevo la lunghezza del braccio, era terminata, ho capito, ho detto c'è qualcosa che non va. Non aveva il braccio telescopico. Esatto. No, ma perdonatemi una domanda a proposito di quello che dice Patrizia, appunto. Anch'io purtroppo ho passato gli anta, sì, succede. Non mi è successo questo fatto di dover vedere, anzi io da lontano non vedo assolutamente niente, come prima, cioè non è cambiato niente, io sono miope e diciamo che sono miope come ero quando avevo 20 anni, cioè io non sono diventata presbite, come mai? Non è è buono questo, no, non è mi buono. chiedo come mai. È buono nel senso che non è peggiorata la situazione. No, è nel senso che l'occhio miope ha quello che si chiama il punto prossimo di visione vicino. Ecco, quindi vuol dire che la messa a fuoco per vicino è comunque garantita. Ecco che l'occhio miope mantiene delle difficoltà visive per lontano, ma per vicino funziona comunque bene. Funziona bene. Sì, come quindi, un po' meno di prima forse, sì, però funziona. Compatibilmente con tutti gli aspetti. Ecco, però questo comporta che l'occhio miope ha il grande vantaggio di essere indipendente dalla correzione ottica per la visione per vicino. E questo è proporzionato al tipo di miopia, cioè il miope elevato deve avvicinare moltissimo per mettere a fuoco bene, mentre il miope medio, le 2, le 3 diottrie di miopia, sono quasi una situazione fisiologica quasi normale, di visione per vicino mantenuta nel tempo. Per cui il miope non diventa presbite in teoria. Per cui il miope non ha i disturbi, non è che non diventa presbite, ma non ha i disturbi legati alla presbiopia. Cioè lo diventa ma lo compensa. Senta, dottore, un consiglio per il laser? Otterrebbe qualcosa? Ecco, io otterrei qualcosa. Ecco, mi avete anticipato, perché io volevo proprio capire, visto che adesso con il laser si possono fare veramente tantissime cose, ho sentito anche di persone, di conoscenti, di amiche che hanno, se non dico riacquistato, una buonissima parte, quasi se non una totale, una buonissima parte di vista, quindi senza portare lenti, senza portare occhiali, eccetera. Quindi il laser funziona quasi per tutto? Beh, diciamo che la chirurgia refrattiva mediante laser terapia è oggi una realtà, ecco, nel senso che ormai da diversi anni, almeno una quindicina d'anni è entrata nella pratica clinica chirurgica come bagaglio dell'oculista. La poi scelta di sottoporsi a una chirurgia di questo tipo deve essere intanto una scelta motivata dal paziente. Ecco, il paziente deve essere, diciamo, avere le idee chiare su quello che è la possibilità di risolvere il problema. E quanto si può risolvere. E quanto si può risolvere. Sostanzialmente di questo poi ne deve parlare col proprio oculista, mettendo diciamo, sul piatto della bilancia quelli che possono essere i benefici e quelli che possono essere le eventuali problematiche. Ma c'è un po' di paura di solito a fare questa... ma per esempio, per fare un esempio così molto, molto semplice se vogliamo, se lei ha una miopia intorno alle 3 diottrie per ogni occhio e ha adesso 45 anni. Grazie. Ecco, e ha le difficoltà visive per vicino che vengono compensate da questa miopia. Ecco, se facesse l'intervento di chirurgia refrattiva porterebbe l'occhio nella condizione di vedere bene per lontano, ma di avere delle difficoltà per vicino. Per vicino, ecco. Vedi? Quindi ci sono dei pro e contro. Quindi questo questo sono delle considerazioni che vanno sicuramente fatte e vanno analizzate e vanno ponderate. A secondo del insomma. caso. Ecco, poi, chiedo scusa, prego. per quanto riguarda il problema dell'astigmatismo vale... Sì, ma il concetto diciamo non cambia, nel senso che diciamo, la chirurgia refrattiva può essere eseguita per tutti i difetti di vista, intendo l'ipermetropia, la miopia e l'astigmatismo.
La scelta dell'esecuzione di una chirurgia, diciamo per ovviare a questi difetti di vista, si deve basare però su una diciamo così, decisione clinica ponderata. Intendo, non tutti i soggetti possono essere sottoposti a questa chirurgia. Perché? Perché possono esserci delle malattie generali, per esempio il paziente diabetico non è un buon candidato, il paziente che produce dei cheloidi, che sono delle alterazioni di cicatrizzazione della cute. Vero. Ecco, chi per esempio si sottopone a un intervento chirurgico, ha una sezione del tessuto cutaneo e ha una cicatrizzazione non buona. Magari non buona, ecco, lenta allora, o difficoltosa. Lenta e difficoltosa, benissimo. Io per esempio, cosa sono i globuli, non mi ricordo mai se sono quelli bianchi o quelli rossi che ti creano una cicatrizzazione lenta. No, è proprio o le piastrine. Non c'entra con la circolazione, c'entra proprio col tessuto, diciamo, col tessuto che è deputato alla cicatrizzazione, che è la cute, e il tessuto sottocutaneo. Certo. Ecco, riprendendo il discorso, quindi ci sono delle condizioni di tipo generale che sconsigliano sostanzialmente questi interventi. Così come e per i bambini è consigliabile eventualmente? Beh, per i bambini è un discorso del tutto particolare e molto delicato, perché concettualmente bisognerebbe pensare ad una chirurgia quando il difetto si è stabilizzato completamente. Certo, perché con la crescita si sa che non si può. Perché con la modifica del difetto di vista, ecco, l'intervenire su un difetto in evoluzione non è una buona strategia generalmente. Ecco, poi evidentemente in questo campo esistono degli aspetti assolutamente particolari che possono essere considerati, per esempio un occhietto di un bambino che è completamente diverso dall'altro per un elevato difetto di vista. E allora lì in casi selezionati può anche essere considerato, ma si tratta, ripeto, di casi molto selezionati. Certo. Ma professore, ma questi interventi sono assolutamente sicuri? Penso che sia una domanda. Allora, sono sicuri, a mio parere, nella misura in cui vengono selezionati in maniera adeguata i soggetti. Cioè Quindi, perché è sempre soggettivo, cioè anche per qualsiasi tipo di operazione uno deve guardare la situazione del paziente, se lo diceva prima il dottore, se è un diabetico, se ha un determinato tipo di problemi. È chiaro che quando ci sono dei problemi, che l'operazione sia un'operazione, io la definisco classica, o laser, sempre un'operazione e poi si sta parlando degli occhi, si sta parlando di una parte molto delicata. La bambina di una mia nipote, appena nata, che questa mia nipote deve ringraziare a un'infermiera, appena nata, uscita dall'ospedale, come mai non se ne sono accorte? Allora se ne è accorta questa infermiera, sai come dice, oh che bella, me la fai vedere? Appena l'ha guardata, mamma mia, viene la pelle d'oca, appena l'ha guardata ha detto portala dal professore oculista perché sta bambina è cieca. Oh, mamma mia. Sì. Allora l'ha portata lì, è successo a Palermo, l'ha portata in questo professore, il professore ha ringraziato l'infermiere perché è un'esperta, è nata così, l'hanno operata subito, appena cosa poteva avere, una settimana di vita. Pochi giorni. Ecco, come mai, cioè, quando è nata non se ne sono accorti? È difficile, cioè, da che cosa dipende è difficile questa cosa? dare una risposta del perché non si sono accorti, però quello che voglio dire... Anche perché i bambini appena nascono hanno comunque gli occhi diversi, un po' umettati, un po' vattati anche. Beh, è stata molto brava questa infermiera, voglio dire, che ha guardato oltre, però non era facilissimo da capire. E gli hanno detto che era cieca, se non se ne accorgevano in tempo la bambina era cieca. Sì, diciamo che esistono delle malattie oculari di tipo congenito che hanno delle caratteristiche particolari. Ecco, difficile dire cosa potesse essere, ma se è stata operata questa piccola vuol dire che era possibile e che c'erano anche... Probabilmente poteva essere una cataratta congenita, cioè una forma di opacità del cristallino. Vero. Che generalmente è appannaggio delle persone anziane, ecco, diciamo però anziane, ma che in certi casi, diciamo con una frequenza di 1 su 5.000 nati,
possono Poco anche aspettare. essere, quello che ha detto essere il congenite, professore. quindi di essere conseguenza. proprio Sì, sì. presenti nei neonati, insomma. Sì, ecco. infatti questo professore ha detto le stesse parole. Vabbè. È un caso su tanti. 5 Beh, certo, l'importante è che sia finito sia bene. bene. Dottore, io la ringrazio tantissimo, il nostro Benissimo. tempo a disposizione è terminato, c'erano un sacco di curiosità e ci saranno ci magari, quindi io continuo a dire ai nostri amici, al nostro pubblico, chiamate, scrivete per qualsiasi domanda e curiosità, magari riusciremo a riavere di nuovo un po' di tempo e Benissimo. di gentilezza da parte del dottore. Grazie mille. A lei, E mi grazie. raccomando, Grazie. non pensiamo che altre visite sono importanti, solo le altre. Anche una visita dall'oculista una volta all'anno fa bene, è importante. vero? Sicuramente sì. Meglio prevenire sempre che curare. Certo. Ci vediamo Grazie. tra poco con Prego. Buongiorno Grazie, Trecciani. professore. Prego, prego.